E da oggi questo è l'ultimo taglio del nastro, perché i 94 km e mezzo più i 68 di strade nuove gratuite sono totalmente realizzate. Questa è la giornata storica 3 maggio 2024. La superstrada pedemontana veneta. Un'importante infrastruttura di collegamento fra le due arterie e anche di raccordo con il sistema della viabilità ordinaria sia vicentina che regionale. Completa l'itinerario della pedemontana veneta, 94 km e mezzo completati più i 68 ovviamente chilometri gratuiti. Direi che avremo un incremento del traffico del 15-20% con questo innesto, non si uscirà più a Montecchio, non si faranno più quei 20 minuti di coda, ma si andrà direttamente verso Milano o verso Venezia direttamente dalla pedemontana. Diciamo che è un'operazione, come si usa dire, win-win, nel senso che ne traiamo un beneficio tutti, perché da un lato la pedemontana sarà utilizzata nella sua completezza e in maniera più efficiente, dall'altro ci aiuterà ragionevolmente ad alleggerire un po' il traffico, quantomeno nel tratto Montecchio-Padova e viceversa. Un momento penso storico per quanto riguarda la provincia di Vicenza, riuscire a mettere in contatto la grande opera della pedemontana con questa viabilità della 4 aprirà sicuramente per l'economia, ma anche per le famiglie, per tutte le persone che si devono muovere su questa arteria, un momento importante, un nuovo ciclo storico e un nuovo ciclo per la viabilità. Si vede realizzato un sogno, per me è stato un sogno perché 5 anni fa, quando sono stato eletto, questo era il mio obiettivo. È l'obiettivo soprattutto di tutti quelli che transitano attraverso questa strada, che adesso troveranno veramente una viabilità veloce. Noi apriamo domani mattina alle 8 e siamo aperti al traffico, poi i numeri a consuntivo li valuteremo magari tra qualche settimana, però sicuramente rispetto ad oggi un miglioramento ci sarà di sicuro. Ricordiamo che questa infrastruttura, tra le nuove infrastrutture d'Italia, è quella che ha i pedaggi più bassi. Dall'altro ovviamente quello che si può fare lo si fa, ma alla fine bisogna vedere il traffico quanto sarà. Ad oggi superiamo i 50.000 veicoli al giorno, sappiamo che abbiamo un piano che ci porterà al 9° anno ad avere un pareggio tra i costi e gli incassi dei pedaggi, ma insomma siamo anche fiduciosi perché l'infrastruttura sta crescendo bene e negli anni crescerà. Questa è un'opera che rappresenta il corridoio quinto, no? Il corridoio quinto che è importante, il Barcellona-Kiev, rappresenta un grande movimento di mobilità pedemontana, rappresenta l'occasione per dare sfogo a tutto quel territorio veneto che è il territorio delle imprese e dei lavoratori che prima non aveva. Raggiungere un'infrastruttura autostradale da Bassano era comunque un'avventura piuttosto che da Montebelluna o da altre località. Noi abbiamo dato un'ottima risposta al Bassanese, al Vicentino, ma anche al Trevigiano. Sono 36 comuni attraversati, sono 14 caselli, quindi anche molto permeabile nel territorio. E direi che i risultati già si vedono da questi primi mesi di vita. Considerate che oggi si può dire da oggi che definitivamente è tutta inaugurata. Fino ad oggi mancavano ancora gli innesti sulla 4. Mi piace quindi pensare di essere di fronte a uno dei tanti tasselli che andremo a sistemare da qui ai prossimi mesi, dopo troppi anni di no e di ritardi.